Saluti ai telespettatori di Teleacras, nuova puntata di Tema. Ospite di Teleacras è il dottor Rino Giglione, dirigente del Dipartimento Regionale Beni Culturali. Buonasera a tutti i telespettatori. Sicuramente si tratta di un settore particolarmente impegnativo, verso il quale si nutrono forse le ultime speranze residuali di riscatto economico e di progresso in Sicilia. Dottore Giglione. Sicuramente i beni culturali possono, nella loro funzione di attrattori, vista la ricchezza di cui è dotata la Sicilia, essere motore di sviluppo per attrarre grandi flussi turistici. E quindi stiamo lavorando per rinnovare un settore che, devo dire, dal punto di vista organizzativo sicuramente ha ancora molte pecche che stiamo cercando appunto di risolvere e soprattutto di far progredire per una migliore fruizione e valorizzazione da parte dei turisti. Pecche sotto il profilo organizzativo. Approfondiamo ancora di più di che si tratta. Si tratta per esempio del fatto che abbiamo introdotto da alcuni mesi per esempio i POS nelle nostre biglietterie, mentre probabilmente era una cosa che andava fatta da molto tempo prima, perché chiaramente il pagamento con carta elettronica è sicuramente una cosa che ormai è usuale dovunque. Si tratta di dare servizi migliori e di poter rendere come dire, appetibili le visite, non tanto i beni culturali che lo sono già di loro perché appunto sono dei capolavori inestimabili, ma le visite vanno rese appetibili migliorando i servizi, avendo dei bookshop, avendo dei coffee shop all'interno dei siti, dando servizi di mobilità interna per esempio nei parchi, creando nei musei centri culturali piuttosto che semplici luoghi da visitare. Secondo lei, dottore Giglione, quali sono i settori, gli ambiti che maggiormente incidono in modo negativo sulle possibilità di sviluppo del turismo in Sicilia? Ovviamente una posizione particolare assumono in tale contesto i ritardi infrastrutturali di trasporto. Sicuramente il problema delle infrastrutture e quindi dei trasporti all'interno dell'isola penalizzano particolarmente alcuni siti. Faccio solo un esempio: Aidone e Morgantina sono un museo, hanno un museo di Aidone dove c'è la famosa Venere e un sito archeologico che sono molto belli, però chiaramente c'è una difficoltà di viabilità interna che va in qualche maniera superata. Al di là di questo ci sono poi, come dire, una serie di cose da sistemare all'interno degli stessi beni culturali, perché negli anni si è sicuramente investito molto anche per quanto riguarda le risorse europee, ma questi investimenti sono stati finalizzati molto alla conservazione, mentre invece ora devono essere investimenti che devono portare sviluppo. Quindi stiamo cercando di cambiare, tra l'altro con la nuova programmazione 2014-2020, questa tendenza. Soltanto le infrastrutture di trasporto oppure vi sono anche altri problemi che incidono ad esempio sulle presenze turistiche, che in Sicilia, secondo le ultime stime dell'assessore Baccei, sono minori che nel Veneto addirittura. Nel Veneto vi sarebbero un quinto di presenze turistiche in più rispetto alla Sicilia. Allora, sicuramente c'è un gap di pubblicizzazione dei nostri siti. Accennavamo prima al problema infrastrutturale e quindi alla facilità di raggiungere o meno determinati luoghi. Però faccio un esempio: è ingiusto e non ha significato dire che la Venere di Morgantina, quando era al Paul Getty Museum di New York, aveva 1,5 milioni di visitatori e ora ne ha poche decine di migliaia all'anno, perché chiaramente non possiamo paragonare New York ad Aidone, questo mi pare evidente. Dobbiamo invece far sì che ci sia un turismo stanziale che possa usufruire di circuiti interni alla Sicilia e non solo nelle nostre maggiori città, perché Palermo per esempio è molto visitata ed è piena di turisti quasi tutto l'anno. Il problema è quindi rendere questo turismo, come dire, itinerante all'interno della Sicilia, creando anche presupposti non solo di viabilità ma di accoglienza e di migliore fruibilità nei nostri siti.
Direttore Giglione, sotto il profilo adesso prettamente ricettivo, alberghiero, cito alcuni esempi. In provincia di Agrigento 2 strutture alberghiere d'eccellenza, del passato ormai, Torre Macauda e Villa Sicania, hanno assunto altre direzioni. Il Torre Macauda una direzione verso il baratro fallimentare, mentre invece il Villa Sicania è ormai un centro d'accoglienza per migranti. A Siculiana, il Torre Macauda, per chi non lo sapesse, ma lo sapete tutti, è invece a Sciacca. Sotto il profilo allora prettamente ricettivo e turistico, la Sicilia ha ancora un numero di stanze sufficienti per accogliere potenzialmente sempre più turisti, oppure è un ambito anch'esso deficitario? Intanto dobbiamo distinguere tra struttura e struttura. La struttura di Torre Macauda era fatta per un turismo, era nata per un turismo balneare, quindi per la fruizione del mare e per permanenze grosso modo settimanali per chi volesse appunto fruire del mare proveniendo da zone dove il mare chiaramente non c'è. Il caso di Villa Sicania è un pochettino diverso perché lì c'era invece una tendenza alla struttura ricettiva intesa sì come tale ma anche come luogo di ricevimenti. Quindi molti alberghi, dico questo perché molti dei nostri alberghi in realtà vivono anche di quello che è il ricevimento classico per le nostre ricorrenze familiari, diciamo celebrative o autocelebrative, se anche vogliamo dirla tutta. Chiaramente dobbiamo invece creare un percorso diverso. Devo dire che il nuovo governo regionale con questa nuova composizione vede una grande collaborazione tra l'assessorato e l'assessore ai beni culturali e l'assessorato e l'assessore al turismo, che cercano di andare in sintonia e di creare appunto una sinergia tale da poter l'uno mettere a disposizione beni culturali quali attrattori e l'altro creare i flussi turistici. Faccio un altro esempio. Abbiamo l'opportunità ora anche qui a Porto Empedocle, ma c'è a Catania, c'è a Messina, c'è a Palermo, di avere grandi flussi turistici con le navi da crociera. Quello è un turismo particolare perché naturalmente non è un turismo che ha bisogno di strutture alberghiere. Però, tanto per fare l'esempio di Palermo, per arrivare al Duomo di Monreale si perde tanto di quel tempo che il tempo di attracco della nave, quindi di uscita e di ritorno dei turisti, non consente proprio per il traffico cittadino di arrivare a Monreale. Questo è un grandissimo problema perché se vogliamo rendere Monreale, così come è inserito, parte integrante di un nuovo sito UNESCO che stiamo per avere, speriamo a breve come autorizzazione, quello dell'itinerario arabo-normanno, questo è un problema che va risolto. Ad Agrigento abbiamo per esempio l'opportunità di avere flussi turistici tramite le navi da crociera che adesso attraccano a Porto Empedocle. Lì io immaginavo, lo dico già da un po' di tempo, che si potesse creare, cosa che si sta facendo perché Ferrovie dello Stato, devo dire, ci dà da questo punto di vista anche il suo apporto e la collaborazione, un percorso che potesse vedere questi turisti scendere dalla nave di crociera, avvicinarsi alla stazione che potrebbe essere non quella principale di Porto Empedocle ma quella, per intenderci, vicina all'uscita del porto, mettersi sul trenino della valle e arrivare all'ingresso della Valle dei Templi. Questi due tipi di organizzazioni vanno fatte con l'assessorato al turismo, cioè l'assessorato ai beni culturali si cura della sua parte, l'assessorato al turismo dei flussi e quindi delle organizzazioni e delle sinergie, anche in questo caso con i comuni di Porto Empedocle, di Agrigento, ma di Cefalù, di Palermo, per gli altri itinerari. Questo è un lavoro che comunque si sta facendo, si sta ponendo in essere. Peraltro ancora su Agrigento, e lei è un agrigentino, dottore Giglione, il sindaco di Porto Empedocle, deputato regionale, Calogero Firetto, ha appena incontrato Lanza Tomasi a Palermo e ha annunciato che alcune tappe dell'INDA, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, saranno anche ad Agrigento, nella Valle dei Templi, da maggio in poi. È oggettivamente una straordinaria occasione di attrazione. È una straordinaria occasione di attrazione. La vedo di difficile realizzazione, se devo essere sincero. Non voglio scoraggiare né il distretto turistico Valle dei Templi né il sindaco Firetto, ovviamente. Anzi, è opportuno che si tirino avanti queste iniziative. La vedo di difficile attuazione perché l'INDA naturalmente ha il suo, come dire, habitat naturale, la sua scenografia
perfetta nel teatro di Siracusa. Ad Agrigento questo benedetto teatro, che probabilmente c'è ancora sepolto, non l'abbiamo trovato, quindi non avremmo un sito se non un sito, come dire, artificiale. Ecco, ricordo quando c'era il teatro mobile, che in realtà poi era un teatro prefabbricato, che si montava a Piano San Gregorio. Non è proprio la stessa cosa in termini, diciamo, di fruizione e in termini di ambientazione. Per carità, se l'Inda come Istituto del Dramma Antico volesse, come dire, avventurarsi in questa direzione, noi saremmo ben lieti di appoggiare l'iniziativa. Probabilmente quest'estate è sin troppo vicina per poterlo fare. Qualsiasi esponente politico sottolinea e ritiene sempre necessario attrarre investimenti stranieri, anche ovviamente nel settore turistico. Nell'Agrigentino ancora, Roccoforte ad esempio, nel Saccense. Da parte della regione siciliana, del Dipartimento Beni Culturali, vi è sempre comunque volontà ad assecondare l'impegno e l'investimento di stranieri nell'isola, e ciò accade? Guardi, lì tocchiamo un punto molto dolente, perché sappiamo benissimo che Roccoforte ha avuto molte difficoltà ad aver approvata questa sua struttura, che io non ho ancora visto, ma mi dicono tutti essere molto bella, perché questi campi da golf erano proprio nella linea oltre, diciamo, i 150 metri a ridosso della battigia, e quindi si immaginava, o qualcuno voleva immaginare, che fosse edilizia la buca o il prato verde. Mi pare che questo modo di vedere le cose sia veramente fuori dalla logica, anche perché laddove ci sono degli strumenti di pianificazione anche paesaggistica che vengono posti in essere, come ci sono, il tutto va visto sempre, come dire, bilanciando quello che è il ritorno economico, la fruizione turistica, ma anche il ritorno economico per talune grandi infrastrutture, rispetto a quello che può essere il divieto più o meno ampio che si ha in quella zona. Quindi secondo me ci vuole sempre un bilanciamento delle cose, un vedere le cose laddove c'è anche un contrasto con lo strumento di pianificazione. Bisogna sempre bilanciare, come dire, l'analisi va fatta bilanciando costi e benefici, e se è il caso si deve intervenire anche in termini autorizzativi di governo, per carità. Bisogna però, come dire, agevolare questo tipo di percorso, bisogna agevolarlo nei tempi, quindi avendo dei tempi di approvazione molto rapidi, e soprattutto a livello centrale, dico io, perché a livello periferico diventa un pochettino più complicato per vicende poi locali, andare a utilizzare quegli strumenti che peraltro la legge ci ha dato ma che fino ad ora non hanno funzionato appieno, quali sono per esempio le conferenze di servizi. Cioè è impensabile che io debba fare da imprenditore il giro di più assessorati per avere tutta una serie di nulla osta, dove devo scontrarmi con tutta una serie di funzionari o dirigenti, comunque con strutture burocratiche, che fanno il loro lavoro, per carità, perché è la struttura legislativa che dice di fare questo percorso, però dobbiamo cercare di essere molto più snelli per favorire appunto quello che all'estero è molto rapido, deve essere rapido qui, e quindi chi viene dall'estero non può che essere favorito con altrettanta rapidità da noi in termini autorizzativi. È ancora una volta colpa della burocrazia, allora, come palla al piede, come zavorra verso gli investimenti privati? Direi che non è proprio così. La verità è che la burocrazia, tutti gli uffici regionali, così come la pubblica amministrazione, che io vedo in senso ampio, perché la pubblica amministrazione per il cittadino poi è la regione, ma è anche l'ente locale, è anche lo Stato, quindi la pubblica amministrazione è tutta, non è un settore. La pubblica amministrazione applica le leggi, quindi la cosiddetta burocrazia, i burocrati, noi non facciamo altro che applicare le norme, quindi se le norme non consentono un percorso agevole perché i permessi e nulla osta che sono prescritti dalla norma, dalla legge, sono più di uno, non resta che andarli a ottenere uno per uno, quindi accorpare invece determinate competenze e agevolare in unica seduta o comunque in un unico centro, diciamo, di ricezione delle richieste, ma sempre tramite norma, la possibilità di avere più nulla osta contemporaneamente, avere l'opera
autorizzata sicuramente è una cosa che da un lato deve la burocrazia agevolare, ma dall'altro legislativamente deve essere posta in essere in maniera più seria. A monte quindi occorrerebbe un impegno legislativo anche a livello di governo, di assemblea regionale per snellire le farraginosità burocratiche. L'impegno politico allora per alleggerire le procedure. Perché altrimenti poi è esattamente come sostiene lei, se l'impiegato, il dirigente è obbligato a rispettare determinati passaggi, nel momento in cui non dovesse rispettarli si rende anche colpevole, se non responsabile penalmente. Assolutamente, è così. Infatti, voglio dire, da questo punto di vista però la legge regionale che divide i compiti della politica da quelli della cosiddetta burocrazia, in particolare da quelli della dirigenza, dell'apparato amministrativo, per me è una legge che forse non è stata applicata al meglio, ma è un'ottima legge, perché in realtà appunto divide questi ambiti. Nel dividere questi ambiti chiaramente ognuno deve fare la sua parte, però una parte della burocrazia, come la chiama giustamente lei, è quella anche di proporre al governo e quindi anche all'assemblea regionale, il nostro interlocutore ovviamente è il governo che poi deve tradurre in proposta all'assemblea regionale anche dei disegni di legge che vadano a snellire veramente questi iter burocratici, cioè voglio dire, non possiamo pensare che sia colpa della politica che non si muove, ma anche noi da questo punto di vista dobbiamo essere propositivi nei confronti della politica e poi vedremo se la politica agevola un percorso di snellimento oppure no. Io penso che sia conveniente per tutti e penso che questo governo voglia farlo. Dottore Gione, non da tecnico ma dal punto di vista prettamente personale, qual è la sua opinione in riferimento alla tassa di soggiorno? Glielo chiedo anche perché ad Agrigento il Consiglio Comunale ha appena bocciato l'introduzione in città della tassa di soggiorno. Guardi, il problema della tassa di soggiorno io non lo vedo molto reale. Mi spiego, io quando vado in giro per l'Italia la tassa di soggiorno la pago regolarmente, come tutti noi la paghiamo regolarmente. Io vado spesso a Roma per lavoro, quando mi fermo a Roma naturalmente, a parte la tariffa alberghiera, pago la tassa di soggiorno. E non è che sia poi così pesante. Qui il problema è diverso, siccome noi abbiamo un settore alberghiero in crisi, e allora questo settore alberghiero, cercando di diminuire quanto più possibile i costi, chiaramente soffre anche dell'introduzione di una tassa di soggiorno, perché comunque fa cumulo su chi va a pagare, sul turista. Da questo punto di vista, tra l'altro, gli albergatori, e lì sicuramente non hanno torto, vorrebbero tradotta la tassa di soggiorno, che alcuni con cui ho parlato sarebbero addirittura disponibili a pagare loro stessi al posto del cliente. Però li vogliono tradotti in servizi. Se praticamente uscendo dall'albergo XY a destra si trova l'immondizia per strada, credo che nessun albergatore possa essere favorevole a pagare una tassa di soggiorno. Se quindi noi traduciamo una tassazione che comunque a livello generale è già alta, ma nel caso specifico una piccola tassazione sulla singola nottata che si passa da Agrigento, sul singolo giorno che si passa da Agrigento, lo riusciamo a tradurre in servizi, io penso che anche gli albergatori saranno sicuramente disponibili in questa direzione. E poi c'è un altro problema che deve vedere la possibilità di agevolare veramente gli albergatori che vogliono rinnovare le proprie strutture, sia in termini autorizzativi sia in termini finanziari ovviamente. In un periodo di grave crisi finanziaria, di mancanza di risorse, il settore dei beni culturali e settore turistico in Sicilia in larga parte si autofinanzia tramite i biglietti d'ingresso nei siti artistici, archeologici, naturalistici in genere. È una condizione di autosufficienza, ad esempio ad Agrigento, nella Valle dei Templi, oppure è una condizione finanziariamente poco sufficiente? La condizione finanziaria complessivamente è sicuramente poco sufficiente. Chiaramente l'Ente Parco Valle dei Templi è una di quelle strutture che in Sicilia funziona meglio, perché
Io ho accolto con molto favore le proposte e l'innovazione che il Ministro Franceschini sta portando a livello nazionale e tra l'altro tutto quello che era immediatamente applicabile in Sicilia lo abbiamo subito posto in essere. Per esempio la prima domenica gratis di ogni mese di accesso nei nostri siti e nei nostri musei. Però chiaramente devo dire che l'autonomia finanziaria ed economica a cui vuole tendere Franceschini con chiaramente un rinnovo normativo rispetto ai musei e rispetto ai grandi siti archeologici, devo dire la Regione Siciliana l'aveva già nel 2000 posta in essere con la legge 20, per cui l'ente Parco Valle dei Templi, che questa autonomia sia economica che finanziaria ce l'ha, in realtà funziona molto meglio di altri nostri siti o musei. Dobbiamo tendere verso questo rinnovamento legislativo, peraltro sulla scorta di quella che è la tendenza che il Governo nazionale sta dando e che quindi dobbiamo riuscire a seguire anche in Sicilia in maniera rapida. Dottor Rino Giglione, dirigente del Dipartimento Regionale Beni Culturali, anche lei, suo malgrado, è stato costretto a ruotare recentemente nella ruota del cosiddetto caso Sgarlata, la piscina dell'ex assessore regionale a territorio e ambiente Maria Rita Sgarlata a Siracusa, per la quale la Regione ha ricevuto degli esposti anonimi in riferimento a presunte irregolarità. Lei ha inviato una ispezione e poi, in rapida sintesi, la sovrintendente di Siracusa è stata rimossa dall'incarico, poi è stata reintegrata successivamente. Adesso, nelle ultime ore, la Procura di Palermo, a cui si è rivolto il presidente Crocetta, che nel frattempo ha costretto alle dimissioni l'assessore Sgarlata, ha richiesto l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, dopo aver accertato che nessuna irregolarità è stata perpetrata, commessa in riferimento alla costruzione o alla allocazione, in quanto si ritiene sia piscina mobile, dell'ex assessore regionale Maria Rita Sgarlata. Beh, allora, lì il caso è particolarmente per me, come dire, delicato da trattare, però con estrema chiarezza. Un aspetto è quello puramente amministrativo. Io ho potuto rilevare tramite un'ispezione, quindi non io personalmente, ma una relazione ispettiva, che presso la sovrintendenza di Siracusa erano stati posti in essere degli atti che io ho ritenuto che non fossero assolutamente in linea con un regolare comportamento amministrativo. Questo lo hanno relazionato gli ispettori, di cui io mi fido totalmente e che hanno tra l'altro allegato a questa relazione dati di fatto, quindi progetti, atti e fotocopie dei documenti interni della sovrintendenza di Siracusa. Quando io ne ho chiaramente posto a conoscenza il governo è nato il caso politico, ma quello è un caso assolutamente politico, quindi il fatto che ci fosse una piscina che era intestata alla dottoressa Sgarlata o a Rino Giglione poco importa, l'importa quello che interessa a me è che c'era una irregolarità amministrativa. Poi dobbiamo ancora distinguere quello che ha deciso il giudice del lavoro, perché la sospensione non dal servizio, voglio essere estremamente chiaro per i nostri telespettatori perché sui giornali spesso si fa un po' di confusione. La dottoressa Basile non è mai stata sospesa dal servizio, è stata sospesa dalle funzioni. Ed è la sovrintendente di Siracusa. Ed era la sovrintendente di Siracusa. Il giudice del lavoro, visto che ci doveva essere un altro passaggio, che sarebbe stato quello della proposizione alla Giunta della revoca definitiva del contratto non di lavoro, ma di funzioni di sovrintendente di Siracusa, questo secondo passaggio non c'è stato. Non essendoci questo secondo passaggio, il giudice del lavoro ha ritenuto che, non potendo essere troppo lungo il periodo di sospensione, andava reintegrata la dottoressa Basile. Naturalmente un'ordinanza del giudice non può che essere immediatamente da me posta in essere, così è stato. Poi c'è un altro piano che è quello penale.
una precisazione su quello che ha detto. La Procura di Palermo naturalmente per competenza ha trasmesso a Siracusa, è stata il PM di Siracusa che ora ha chiesto l'archiviazione. Ha chiesto l'archiviazione, sì. Il chiedere l'archiviazione non significa averla ottenuta, ma probabilmente il GIP potrà decidere se archiviare oppure no. Anche nel caso in cui il GIP archiviasse è un fatto su cui io non entro minimamente, perché è un fatto che riguarda aspetti eventualmente penali, ipotetici. Se la Procura di Siracusa ha ritenuto e riterrà che non ci sono aspetti penali, io non ho mai detto che ci fossero aspetti penali, io mi limito al mio lavoro, che è quello dei fatti amministrativi. Dal punto di vista amministrativo, il caso della famosa piscina, che è venuto, diciamo, sui mass media, che è venuto alla luce, tra l'altro non da me, ma da tutta una serie di difese che si sono levate, di scudi protettivi nei confronti della dottoressa Basile, crea un presupposto molto pericoloso, e poi se vuole ne potremmo parlare, ma soprattutto non è l'unico motivo riportato nella relazione per cui io ho posto in essere la sospensione della dottoressa. Quindi non è il caso Sgarlata, è semmai un caso Basile, un caso Soprintendenza di Siracusa, per quanto mi riguarda. Poi gli aspetti politici chiaramente sono stati gestiti dalla politica, io mi guardo bene dal giudicarli oppure da entrare nel merito. Per comprendere meglio, non è soltanto il caso Sgarlata, nel senso che vi sono altri atti della Soprintendente di Siracusa per i quali avete ritenuto necessario procedere in tal senso? Esattamente, perché c'era questa piscina, c'è stata l'autorizzazione di un'altra piscina, c'è stata anche la concessione di un bene culturale senza un avviso pubblico a un'associazione ambientalista, quindi ci sono state alcune cose che non andavano. C'è stato un problema di irregolarità di protocollo, c'è stato un problema di, secondo me, anomalia rispetto ai tempi, perché, voglio dire, tutti i cittadini di Agrigento, ecco, parliamo di Agrigento, non spersonalizziamo Siracusa, hanno avuto sicuramente, poco fa parlavamo di burocrazia, hanno avuto a che fare con la soprintendenza di Agrigento. Bene, i tempi delle soprintendenze, probabilmente per un eccessivo carico di lavoro su alcune sezioni, quale può essere la sezione paesaggistica, e questo era il caso anche di Siracusa, hanno tempi molto lunghi. Allora non è possibile che se si presenta il dottore Giglione allora i tempi sono brevi e se si presenta il dottore Ruoppolo i tempi sono lunghi, perché la legge dice che noi dobbiamo seguire i termini di protocollo, la sequenza delle pratiche, e quindi mano a mano si va a smaltire il lavoro che c'è. Anche lì c'è stato qualche problema, quindi tra le altre cose io ritengo che la pubblica amministrazione debba dare un'immagine di assoluta e totale imparzialità, a prescindere se chi chiede è politico o non politico, un quisque de populo oppure un notabile, diciamo, di quella zona, se rappresenta una, come dire, entità economica importante oppure se invece è un semplice cittadino che chiede quello che vuole perché deve realizzare magari la sua casa. Io credo che la pubblica amministrazione debba essere assolutamente imparziale ed egalitaria nei confronti di tutti, e questo è un principio secondo me inviolabile, tra l'altro un principio costituzionale. Il giudice del lavoro, peraltro, reintegrando la Basile, non è entrato nel merito delle circostanze addotte nella relazione del Dipartimento Beni Culturali. Il giudice del lavoro si è limitato a giudicare la validità del provvedimento di sospensione e si è espresso su quello. Le motivazioni e lo ha ritenuto illegittimo? E lo ha ritenuto illegittimo principalmente per la durata della sospensione, che non è stata seguita da una revoca, così come l'avevo accennato. Chiaramente, dico, entrare nel merito non era neanche, come dire, oggetto della competenza del giudice del lavoro. Io lo chiedo perché non è un giudice adesso amministrativo. La competenza di chi è? Nel senso, vi sarà un organo a breve e medio termine che entrerà nel merito del contenuto della relazione oppure no? Beh, è chiaro che nel merito del contenuto della relazione, per gli aspetti, ripeto, penali, è entrata anche la Procura. Io ho posto in essere un provvedimento anche disciplinare nei confronti non solo della dottoressa ma anche di chi aveva
posto in essere altri atti, e questo è un fatto interno dell'amministrazione regionale che avrà la sua strada. La Procura non si è pronunciata chiedendo l'archiviazione solo per il caso Sgarlata? La Procura si è pronunciata per la dottoressa Basile e per la dottoressa Sgarlata. In riferimento alla piscina. In riferimento alla piscina. Per quanto riguarda invece le altre anomalie, tra virgolette, segnalate dagli ispettori nella gestione della soprintendenza da parte della Basile, ovviamente la Procura di Siracusa non si è pronunciata. Guardi, io chiaramente non conosco gli atti, sono atti che sono della Procura e non spetta a me né giudicare né leggerli, quindi non so da questo punto di vista quali motivazioni sono state adotte e non è compito mio, diciamo, ecco, entrare nel merito ovviamente. In prossimità dell'udienza in Camera di Consiglio per l'archiviazione o meno del caso Sgarlata al Tribunale di Siracusa vi è stata, come spesso anche accade, opposizione all'archiviazione da parte della Regione? No, non è un fatto amministrativo, è un fatto che riguarda la Procura della Repubblica di Siracusa, quindi gli aspetti penali. La Regione non entra in quel tipo di procedimento. E quindi non ha legittimità a proporre eventualmente un'opposizione all'archiviazione? Non solo non me ne sono occupato, non dovrei deciderlo io, ma non credo che si possa neanche ipotizzare questo. Perché il presidente dell'Assemblea regionale del Partito Democratico, Marco Zambuto, ex sindaco di Agrigento, ha individuato lei, dottor Rino Giglione, come il responsabile dell'errore per il quale, cito le parole di Zambuto, è giusto che adesso si paghi, nel senso che due persone, la Basile e la Sgarlata, hanno patito sicuramente delle sofferenze. La Basile è stata sospesa dall'incarico, la Sgarlata è stata costretta alle dimissioni dal suo presidente. Lei condivide l'appello alla rimozione perché Zambuto è stato radicale, si è rivolto al presidente Crocetta e gli ha chiesto di rimuovere Giglione. Beh, guardi, intanto io dico che la realtà dei fatti amministrativi va conosciuta prima di esprimersi, per cui probabilmente c'è stata un po' troppa foga e un po' troppa premura. Poi se dietro questa foga e questa premura ci siano delle ragioni politiche, sarà la politica che ne potrà andare a discutere. Io quello che posso dire è che una richiesta di rimozione nei miei confronti è assolutamente immotivata, ma non perché lo dico io, lo dicono gli atti, quindi basta andarli a verificare dal punto di vista amministrativo, e ritengo appunto che ci sia un qualcosa di pericoloso se questa vicenda non va chiarita fino in fondo. E poi, se mi dà la possibilità, le dico anche perché. Perché Marco Zambuto si sia espresso in questi termini? Ritengo che lo abbia fatto, ripeto, con un po' troppa precipitazione. Lo inviterei eventualmente a conoscere meglio i fatti e gli atti. Poi chiaramente ci può essere anche una motivazione politica e, ripeto, su quella sarà la politica che ne dovrà discutere. Io, per quanto mi riguarda, mi riferisco al governo, parlo con il governatore Crocetta, che è stato sempre informato e che ha avuto una posizione di totale e assoluta correttezza, non intromettendosi in nessuno dei fatti amministrativi, ma suggerendomi e dicendomi chiaramente che io dovevo fare quello che ritenevo corretto dal punto di vista giudiziario a 360 gradi, cosa che è stata puntualmente fatta, né io avrei mai potuto fare un'omissione in questa direzione. Poi, diciamo, le conseguenze sono state quelle che abbiamo visto a seguire. Ripeto, il clamore che è stato fatto sul caso Sgarlata è tutto un clamore politico e non voglio entrare minimamente nel merito di questo perché è un fatto politico. Il clamore che è stato fatto attorno alla rimozione, che poi non era una rimozione ma una sospensione, della dottoressa Basile, è nata dagli stessi ambienti che hanno difeso a spada tratta la Basile, perché io ho cercato di condurre la cosa con la massima riservatezza e non ho mai esternato nulla di tutto ciò. Tutto è venuto fuori in maniera molto rapida e molto, secondo me, intempestiva e con eccessivo clamore.
Aggiungo anche un altro particolare, i decreti dirigenziali vanno pubblicati entro le 48 ore sul sito della Regione, sul sito web della Regione, cosa che noi puntualmente facciamo. Se io avessi dovuto esplicitare nel mio provvedimento di sospensione tutto quello che era accaduto, avrei, ancor prima del clamore mediatico che è nato dopo, come dire, messo in piazza i panni sporchi che invece secondo me si lavano in famiglia, come si suol dire. Proceda allora nel senso di approfondire alcuni aspetti a cui ha alluso poc'anzi. Guardi, se ritorniamo al famoso caso piscina... Dove lei non è mai stato, lei si è fidato della relazione degli ispettori. Io mi sono fidato della relazione degli ispettori, ho visto però le copie allegate all'atto autorizzativo della soprintendenza, ho visto l'atto autorizzativo della soprintendenza, di cui chiaramente ho copia, e ho visto il progetto presentato dalla ditta, cioè dalla stessa Maria Rita Sgarlata e dal suo tecnico, firmati da Maria Rita Sgarlata. Queste carte cosa indicano? Indicano intanto una linea di demarcazione, che è la fascia dei famosi 150 metri di vincolo di immodificabilità assoluta, che è un vincolo che deriva da una legge del 1976 regionale, e che è come dire, di competenza dell'assessorato territorio e ambiente, ma che dà un dettame preciso. Lì c'è un vincolo di immodificabilità totale e quindi la linea di demarcazione, quindi il fatto se la piscina sia dentro o fuori quella fascia non lo dico io, lo dicono le carte, lo dicono anche loro stessi, lo ammettono. Dicono che è una piscina fuori terra. Bene, anche le piscine fuori terra, ci sono sentenze in questa direzione, chiaramente di giustizia amministrativa, né penale né altro, che dicono esattamente il contrario. Quindi mi pare che la mia interpretazione, quella degli ispettori che sono andati sui posti, a fare l'ispezione a Siracusa, scusate, non sui luoghi naturalmente, ma sulle carte, sia abbastanza chiara. Poi esiste il vincolo della legge Galasso che tutti conosciamo, che è una fascia ancora più ampia, e poi soprattutto c'è il vincolo paesaggistico che è di diretta competenza della soprintendenza. Sottolineo che lo stesso dirigente che ha firmato il piano paesaggistico ha poi firmato l'autorizzazione in una zona in cui nulla era consentito, proprio perché in una fascia di particolare vincolo di tutela. Quindi che alcune associazioni ambientaliste e altri pseudo-ambientalisti abbiano fatto questa difesa costituisce un presupposto pericoloso. Io mi chiedo, se domani la soprintendenza di Palermo o quella di Catania o quella di Agrigento dovessero dire no a un nulla osta richiesto nella fascia di rispetto dei 150 metri per qualcuno che vuole andarci a costruire una piscina, cosa succede? Che questo deve costituire un caso di un precedente per cui poi dovremmo autorizzare tutti? Io credo che le norme vanno rispettate da tutti a qualunque sia il ruolo ricoperto, e soprattutto vanno applicate dai funzionari e dai dirigenti regionali in maniera assolutamente corretta e da tutta la pubblica amministrazione in maniera assolutamente corretta. Il caso eclatante di Realmonte che ha avuto, come dire, le attenzioni giudiziarie non è certo il caso di una piscina, lì si parla di una lottizzazione, ma se andiamo a vedere le carte, la lottizzazione non è che sia tutta dentro la fascia dei 150 metri, una parte di quella nella fascia dei 150 metri. Quindi non capisco come si possano utilizzare vincoli o interpretare i vincoli in maniera diversificata. Se il vincolo c'è, se non c'è, non c'è. E poi abbiamo un altro strumento che è quello del piano paesaggistico, che è fatto e nasce proprio per eliminare quella, come dire, discrezionalità di esame che ci potesse essere, così come c'era in tempi passati, da parte dei funzionari. Una ultima domanda in conclusione dell'odierna puntata di Tema, che poi è una domanda che dovrei rivolgere all'assessore Sgarlata, all'ex assessore Sgarlata, e non a lei, dottore Giglione. Pertanto, se lei ritiene, può anche avvalersi della facoltà di non rispondere. La domanda è che l'ex assessore Sgarlata, quando si è pronunciata la Procura di Siracusa, nel senso che ha chiesto l'archiviazione, ha rilasciato una dichiarazione all'ANSA secondo cui dietro la sua silurazione, il suo siluramento come assessore al territorio e ambiente, dietro tale siluramento vi siano stati
atti degli appetiti speculativi da parte di imprenditori che lei non ha soddisfatto? Guardi, questa è come dire, una dichiarazione che ha fatto l'assessore e con tutto il rispetto, se questa vuole essere tra le altre cose anche un'accusa, io la rispedisco direttamente al mittente. Io, ripeto, distingo il fatto amministrativo, che è quello che compete a me, per essere sicuro che i miei uffici in tutta la Regione, che tutti gli uffici del Dipartimento si muovano in una direzione che è quella dell'assoluto rispetto delle regole, delle norme e delle leggi. Il piano diciamo penale è competenza della Procura, non bisogna neanche di entrare nel merito, lo lascio alla valutazione dei magistrati che hanno tutta la mia fiducia. Ma, ripeto, non è una cosa che mi compete o mi tocca. Il piano politico è ancora un altro piano di altra natura ancora, però pensare che ci sia stato qualcuno che ha orchestrato tutto questo perché ci sono degli appetiti particolari, sinceramente non può certamente che, come dire, sfiorarmi molto da lontano, per il semplice fatto che io non conosco Siracusa, non conosco molte persone di Siracusa, non conosco imprese di Siracusa, non so neanche quali potessero essere questi appetiti che ci possano essere. Sono venuto a conoscenza di tutta una serie di vicende legate a richieste di lottizzazione e quant'altro proprio da quando è scoppiato questo famoso caso, proprio dai giornali e proprio da coloro i quali sono andati a difendere queste posizioni sia della dottoressa Basile sia della dottoressa Sgarlata. Ma ripeto, sul piano mediatico e tra l'altro voglio dire non sono andato neanche ad approfondire determinati temi perché proprio non c'entrano nulla con la vicenda che io ho affrontato. Bene, io ringrazio il dottor Rino Giglione, dirigente del Dipartimento regionale Beni Culturali della Regione Siciliana. Ringrazio anche voi, gentili telespettatori, per la cortese attenzione. Arrivederci ad una prossima puntata di Tema. Grazie e buonasera a tutti.